Buonasera. Gianna Nestore. Gianna Nestore, io sono di Torino, ma sono tifoso dell'Hellas. I miei genitori sono di Verona, sono venuti a lavorare qua a Torino. Mi ricordo che a scuola giocavo a guardia Juve. Chi uscirà probabilmente del centrocampo della Juve? Locatelli. No, Locatelli Penso no, perché io, fa le cose per bene. quelli Eccolo offensivi. Juve. Locatelli. Ho vinto bravo. qualche cosa? Scusa, sai perché hanno sostituito Bravo. il Locatelli? Sì. Perché non ha era fatto per me. stracchino. Tocco dappertutto, però tocco da Verona merita di vincere solo per questa chicca, indubbiamente. Nunez proprio colpito durissimo da una staffilata con il destro di Ildiz. Era una staffilata al cocco, uno staffilococco. Bernard intanto Riccardo, vero, molto meglio da mezzala. Io ho un po' un debole, anche Davide Cailotto ce l'ha per Berned, tra l'altro frequentiamo lo stesso bar, ho scoperto. Però... Scusa, io so come si chiama il bar. Il Bar Ned. Che divisa avevano gli arbitri. Guarda E qua. lì sembravi abbastanza inviperito, però, vero Antonio, in quella foto lì. L'arbitro chi è? Lobello? Sì. Me lo ricordo questo episodio e c'era il virgolettato che ha detto vada fuori Bogoni ma piano.